Oggi spiegherò la differenza tra due termini che molti confondono. Alcuni di voi conoscono le differenze tra autonomia e indipendenza, ma ancora troppi, davvero troppi, hanno confuso queste due parole. Spesso i politici usano questi termini per non far capire al popolo la differenza, ma la differenza è abissale. Per autonomia si intende l'attribuzione di competenze che viene riconosciuta o concessa da uno Stato ad alcune regioni in materie limitate e definite. Perciò comando io, ma lascio a certe regioni che si gestiscano alcune competenze meno importanti. È un po' come avere un cane al guinzaglio, gli si lascia un po' di corda, ma quando il padrone vuole, tira il guinzaglio, accorcia la corda e il cane diventa docile. Per indipendenza in politica si intende la situazione in cui uno Stato è sovrano e non è più sottomesso all'autorità di un altro Stato. Spesso l'indipendenza è una emancipazione da un potere, come nel caso del colonialismo o neocolonialismo. Per neocolonialismo si intende una politica mirante all'accaparramento di risorse economiche di territori. Questo calza a pennello con l'esempio tra Italia e le terre venete, che da più di 154 anni, dal plebiscito truffa del 1866, subisce il potere coloniale italiano. Perciò pensateci bene quando dei politici vi dicono una cosa per farvene intendere un'altra. Uno Stato indipendente è libero e sovrano, decide su tutte le materie e crea le leggi a beneficio totale del popolo. E il popolo è davvero sovrano. Questo è il progetto che vedrebbe uno Stato confederale veneto, su esempio della Svizzera. Di questo progetto parleremo la prossima volta. Grazie e arrivederci.